Ciao, nel video di oggi voglio parlarti dei rifugi alpini. Vediamo cosa sono queste strutture, quali servizi offrono e poi ti dico brevemente cosa mi porto quando vado a pernottare in una di queste strutture. Buona visione! I rifugi alpini non sono altro che delle strutture gestite in cui è possibile trovare riparo oppure semplicemente fermarsi per mangiare qualcosa, fermarsi a dormire. I rifugi alpini, diciamo, non hanno, per come li conosciamo al giorno d'oggi, non hanno una storia molto lunga. Sono nati alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. Prima c'erano già delle strutture simili, diciamo paragonabili a un rifugio alpino, solitamente sorgevano sui principali passi alpini e servivano da ricovero per i viandanti che soprattutto commerciavano, portavano lettere o per i pellegrini che si spostavano da una città all'altra e bene o male dovevano attraversare le Alpi in qualche modo. Poi verso la metà dell'Ottocento, fine dell'Ottocento, con la nascita dell'alpinismo e diciamo dell'escursionismo d'avventura, queste strutture si sono evolute, sono state create di nuove e effettivamente hanno iniziato a offrire riparo agli alpinisti che in quell'epoca iniziavano a scalare le più alte vette delle Alpi per cercare appunto di conquistare queste cime nella quella lotta che c'era tra l'uomo e la natura. Poi durante le guerre hanno comunque avuto un ruolo importante per i soldati e infine dopo con gli anni 60, anni 70 hanno subito l'ultima trasformazione, sono diventati bene o male quello che vediamo adesso. Hanno iniziato ad essere delle strutture che offrivano supporto agli alpinisti, frequentate sia da alpinisti ma anche da escursionisti. Poi ovviamente, soprattutto negli ultimi anni, diciamo che hanno subito un'ulteriore trasformazione, adesso sono sempre più simili ad un albergo, offrono moltissimi servizi e diciamo che non sono più un punto di partenza per lunghe ascensioni o esplorazioni, ma spesso diventano dei punti di arrivo, ovvero si fanno delle escursioni per raggiungere il rifugio, magari fermarsi a mangiare e poi tornare a casa, oppure si raggiunge il rifugio per dormire, ma il giorno dopo non è che si sale sul ghiacciaio oppure si intraprende una lunga via, semplicemente si ritorna a casa. Ovviamente per quanto riguarda i rifugi alpini ne esistono di più, tra virgolette, moderni, soprattutto solitamente quelli vicini alle vie di comunicazione. Spesso sui passi di montagna, passi alpini, si legge rifugio, c'è il nome, però quelli su un passo, sì, magari sono dei rifugi alpini, ma hanno molti comfort e ormai sono praticamente degli alberghi. Quelli a cui farò riferimento in questo video sono diciamo tra virgolette, passami il termine, i veri rifugi alpini, cioè quelli posti lontano da vie di comunicazione, quelli che si possono raggiungere solo a piedi, tramite almeno un paio di ore di cammino. Queste strutture diciamo che mantengono un po' di più la filosofia rispetto alle strutture vicino ai paesi o magari nelle località sciistiche, rifugi comunque che vengono raggiunti dagli impianti sciistici, hanno diciamo avuto una svolta, hanno intrapreso una strada molto moderna e questi effettivamente possono essere paragonati a degli alberghi. In realtà un rifugio non è un albergo, offre servizi simili a quelli alberghieri, però è un po', c'è una filosofia differente. I servizi offerti solitamente da un rifugio alpino sono la mezza pensione, quindi è possibile mangiare, solitamente la cena, dormire e il giorno dopo colazione. Altrimenti offrono un servizio di cucina, quindi pranzo, cena, eventualmente colazione, offrono il pernottamento, quindi un posto letto. Solitamente i posti letto sono in branda con materasso e coperte e anche il cuscino. Le camere possono esserci, solitamente ci sono un paio di camere doppie, ma se no le camere sono da 4, da 6 oppure i cameroni molto grandi da anche 50 persone. Per quanto riguarda il mangiare, solitamente
La colazione viene servita ovviamente agli ospiti, ma se qualcuno parte presto e giunge in rifugio a un'ora adatta alla colazione, si può fare colazione, colazione spartana di solito, vecchio stile, caffè, marmellata, burro e pane. Poi pranzo, cena, solitamente ha degli orari definiti. La cucina non è sempre aperta, è aperta per un paio di ore per il pranzo, un paio di ore per la cena. Il servizio doccia non sempre è disponibile. A me è capitato una volta al rifugio Pierluigi Calvi sotto il Peralba, era un'estate molto calda, c'erano le docce ma non c'era acqua, quindi non si potevano utilizzare. Stessa cosa l'anno scorso al rifugio Achille Papa, sul Passubio, dove zona carsica, poca acqua, e anche lì le docce ci sono ma non si possono utilizzare. Solitamente le docce si pagano la doccia si paga a parte, o tramite sistema gettone, o comunque è temporizzato per evitare ovviamente gli sprechi d'acqua. Se la doccia non c'è, ci si può comunque lavare nei bagni, ci sono solitamente dei lavabili molto ampi dove è comunque possibile darsi una rinfrescata. Tornando al discorso sul pernottamento, ti ho detto che ci sono dei letti, ma questi letti non hanno le lenzuola, quindi bisogna utilizzare un saccoletto, sacco lenzuolo, che è simile a un sacco a pelo, solo che non è imbottito. Praticamente è un lenzuolo cucito a sacco in cui ci si infila dentro e si dorme praticamente dentro questo sacco. Si può acquistare il sacco lenzuolo, c'è in cotone, in lino, in diversi materiali, poi si piega, praticamente è un salsicciotto che occupa pochissimo posto nello zaino e pesa anche molto poco. Ultimamente quasi tutti i rifugi vendono i sacchi lenzuolo usa e getta, se qualcuno non ce l'ha, quindi se non sei solito frequentare i rifugi è ovvio che puoi benissimo acquistare un sacco letto in rifugio, costa un paio di euro e poi eventualmente si può anche riutilizzare, non è che sia proprio usa e getta. Parliamo di una cosa che spesso viene criticata, ovvero il costo di tutto quello che si trova in un rifugio. Ovviamente il prezzo non è paragonabile ai prezzi di pianura o già di questi rifugi sui passi. Portare i viveri e tutto ciò che serve in un rifugio è costoso, richiede tempo e sforzi, quindi avrà tutto un prezzo più alto. Se si vuole spendere un po' di meno, ci sono dei sistemi, ovvero ci si iscrive al CAI. Gli iscritti, i soci CAI, hanno degli sconti per il pernottamento e ogni tanto anche per alcuni pasti nei rifugi. Altrimenti un sistema per spendere un po' di meno quando si va in un rifugio è non utilizzare la mezza pensione. La mezza pensione prevede una cena che ha primo, secondo e dolce. Se ci basta un solo piatto si paga il pernottamento e si paga semplicemente il piatto che si è mangiato. Oppure un'altra soluzione è anche quella di solo andare a dormire nel rifugio. Nessuno vieta di semplicemente tra virgolette pagare un posto letto e passare la notte senza mangiare né la colazione né la cena. Ecco che in questo caso però puoi mangiare quello che ti porti da casa, però diciamo evita di farlo in rifugio. Se ti porti un panino te lo vai a mangiare seduto sul prato a 20 metri dal rifugio, ma evita di consumare pasti personali nel rifugio, diciamo per un discorso di rispetto del rifugista che deve impiegare molte energie per portare sui materiali e poi riportare a valle le immondizie. Quindi ecco un altro aspetto da tenere da conto è riportare a casa le immondizie. Uno può dire beh, ma cosa gli costa al rifugista portare a casa anche il mio fazzoletto? Beh, in realtà gli costa perché è sempre comunque qualcosa di più che deve portare a valle e non è semplice quando ci sono 2 ore di cammino o magari c'è solo una semplice teleferica che trasporta pochissimo peso e quindi deve fare molti viaggi. Infine ti voglio parlare di cosa porto quando vado a dormire nei rifugi. Sicuramente mi porto il saccoletto, ne ho acquistato uno da Decathlon e me lo porto dietro. Ce l'ho ormai da diversi anni, quello si compra una volta e poi ce lo si porta dietro. Poi un piccolo kit igienico, quindi spazzolino, dentifricio, un sapone,
sarebbe meglio utilizzare saponi a base naturale, diciamo, perché comunque gli scarichi dei rifugi non è che siano, cioè non è che c'è il depuratore, ci sono dei sistemi, ma diciamo che è meglio evitare di utilizzare shampoo o bagno schiuma. Io mi porto il classico sapone di Marsiglia e utilizzo quello, poi un asciugamano. Quelli in microfibra vanno molto bene, occupano poco posto, si infilano nello zaino e si asciugano rapidamente. Dopo cos'altro? Una torcia elettrica, è importante perché nel rifugio la corrente elettrica è un bene prezioso. Solitamente verso le 10, 10 e mezza le luci del rifugio vengono spente, quindi se c'è bisogno di muoversi durante le ore buie nel rifugio ci vuole una torcia elettrica, anche semplicemente per cercare qualcosa nel camerone. Quindi torcia elettrica, che poi può essere utile anche durante l'escursione. E infine cos'altro? Ecco, io mi porto sempre un paio di tappi per le orecchie, perché non si sa mai, soprattutto in stanze grandi con altre persone che comunque non si conoscono, magari ci troviamo il russatore e si rischia di passare la notte in bianco. Quindi i tappi per le orecchie a me sono tornati molto utili. L'ultimo consiglio che vorrei darti è quello di prenotare. Il fatto di prenotare il letto, o comunque di far sapere al gestore del rifugio che tu andrai a dormire lì, lo aiuta perché così riesce a organizzare meglio sia i posti letto ma anche le provviste. Quindi è sempre meglio dare un colpo di telefono ai rifugi, tanto ormai le informazioni si trovano sempre su internet e quindi è molto facile anche contattare i rifugi. Bene, allora spero che questo video ti sia utile. Ti ricordo che ho girato anche un video simile sulle strutture non gestite presenti in montagna, ovvero le caserie e i bivacchi. Se non l'hai mai visto ti consiglio di guardare anche quel video, ti lascio il link sotto in descrizione, anche qua sopra. Penso di averti detto tutto. Se mi sono dimenticato qualcosa lasciami un commento, fammi una domanda, cercherò come al solito di rispondere nel più breve tempo possibile. Io intanto ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!